l'Oasi di Cervara nasce con la storia. Nella gestione attuale l'Oasi è stata acquistata a metà degli anni '80 dal comune di Quinto di Treviso e da quel momento ha acquistato una duplice vita. Una parte dell'Oasi è dedicata alla conservazione, un'altra parte è aperta al pubblico, con l'intento di raccontare, di vedere insieme com'era l'ambiente prima di tutte le trasformazioni che l'hanno circondato. Quindi all'interno di Cervara si sviluppa un ambiente umido, un ambiente di palude, che ospita le specie animali e vegetali caratteristiche di questo tipo di ambiente. Allora, come specie animali ovviamente animali che vivono dentro e fuori dall'acqua, quindi si va dalle bisce d'acqua agli anfibi, con particolare riferimento ad alcune specie protette, come per esempio la rana di Lataste, e poi animali come uccelli acquatici, dalle anatre alle morette, alle folaghe, alle gallinelle, cioè tutto quell'insieme di animali che appunto naturalmente popolano le zone umide. Dal punto di vista poi di presenze stagionali, durante l'inverno arrivano animali che qui desiderano di trascorrere appunto questo periodo un po' più riparati, quindi pesti rossi, scriccioli e tanti altri animali che sono tipici di questi ambienti. Nel tempo a Cervara poi abbiamo introdotto 2 progetti che sono dedicati alla conoscenza e all'incontro con specie particolari. Una riguarda la cicogna bianca, quindi un progetto di reintroduzione di questa specie, e l'altro invece è un progetto tutto dedicato alla conoscenza dei rapaci notturni. Stefania, ci presenti questo bellissimo esemplare di gufo? Gufo, certo Rossana. Allora vi presento Bilbo. Bilbo è un allocco e fa parte del nostro team di rapaci notturni che è presente all'Oasi di Cervara. Sono degli amici speciali perché loro ci permettono di raccontare i loro colleghi selvatici, quindi di raccontare e di capire com'è un gufo, come funziona, quali sono i problemi che queste specie incontrano, in modo da poterli conoscere e quindi rispettare. Lo scopo di questi incontri all'interno della selva dei gufi è esattamente questo.